A Saluzzo, ai piedi del Monviso, si è riunito Consiglio Direttivo Nazionale ANA, ricco l'ordine del giorno dai festeggiamenti per il 150° del Corpo degli Alpini alle decisioni in merito ai campi scuola per i ragazzi. Il Covid costringe ad annullare numerose cerimonie, tra cui quella in programma a Mondovì per il 79° anniversario della battaglia di Novopostolajovka, ma il ricordo non si spegne. È stata Daniela Barella ad aggiudicarsi il 27° Premio Nazionale Parole attorno al fuoco, concorso letterario indetto dalla sezione di Treviso con il gruppo di Arcade. Il suo Tutte le stelle del creato ha conquistato la giuria. Anche il Ministero dell'Istruzione sposa il concorso letterario Parole attorno al fuoco. Il prossimo anno cercheremo ancor più di coinvolgere i giovani e le scuole. CDN, il primo del 2022 in esterna a Saluzzo, e poi la partecipazione alla cerimonia per il 79° anniversario della battaglia di Novopostolajovka a Mondovì. Così prevedeva il programma, ma l'emergenza Covid ha cambiato parzialmente i piani. Annullata la cerimonia, il Consiglio nazionale, con mascherine e Green Pass, rispetto della distanza, si è riunito per discutere un ordine del giorno particolarmente ricco, dalle iniziative per i 150 anni del Corpo degli Alpini ai campi scuola per i ragazzi, che da 4 passeranno a 12. Il CDN ha così ripreso a pieno la propria attività, compresa quella di andare sul territorio per conoscere più da vicino le diverse realtà presenti, i loro bisogni, le loro peculiarità. Queste iniziative del Consiglio Direttivo Nazionale sono proprio quelle, soprattutto in questo periodo di pandemia, di portarsi verso il proprio territorio, verso le proprie sezioni, quindi da un lato soddisfazione della sezione che accoglie il Consiglio Direttivo Nazionale e dall'altro possibilità di tutti i consiglieri nazionali di poter vedere concretamente le realtà associative periferiche come le nostre sezioni, come qui, oggi qui a Saluzzo, splendida cittadina, grande sezione, quindi veramente siamo qui e siamo contenti di essere qui a goderci anche il territorio. Da qui si vede perfettamente una delle nostre montagne simbolo, il Monviso, quindi ci apre veramente il cuore. La sezione ANA di Saluzzo è infatti soprannominata Monviso proprio per la sua posizione orografica, ma sono molti i riferimenti territoriali legati al mondo alpino. Qua c'era il primo reggimento alpini della montagna d'artiglieria, quindi a Caserma Musso sono stati per parecchi anni gli alpini e la città di Saluzzo, è stato quasi un connubio uno con l'altro. Noi stessi adesso con l'associazione ANA abbiamo la sede lì nella Musso, quindi è tutta una tradizione che continua a livello proprio di collaborazione col Comune di Saluzzo e con tutte le altre associazioni. L'emergenza Covid ha cambiato i programmi, ma l'aver avuto in sezione il Presidente nazionale e tutto il Consiglio è stato per le penne nere locali un grande onore, una nota positiva in un periodo intenso che ha impegnato gli alpini ogni giorno. Bene che semina bene ed i frutti si contano nei numeri di coloro che hanno deciso di mettersi a disposizione nell'ambito della protezione civile in continua crescita anche qui. Noi come ANA di Saluzzo abbiamo 6 squadre di protezione civile, a breve cercheremo di fondarne un'altra proprio qui a Saluzzo e continuano questi volontari a fare servizio nei lab per le vaccinazioni e per supportare, aiutare la gente che non può uscire di casa e quant'altro. Quindi io sono veramente fiero di essere il presidente di questa sezione e di avere tutti questi volontari che si sono dati da fare per questa purtroppo pandemia, che speriamo che finisca molto presto. Il perdurare dell'emergenza sanitaria ha costretto gli alpini di Mondovì ad annullare la cerimonia per il 79° anniversario della battaglia di Novopostolajovka, cerimonia che come ogni anno doveva ricordare il sacrificio degli alpini della Giulia e della Cuneense in Russia per tener fede all'impegno dell'ANA nel fare memoria. Il 19 e il 20 gennaio 1943 si svolse lo scontro armato tragicamente più imponente per numero di soldati coinvolti e di caduti fra le divisioni alpine in ritirata e l'Armata Rossa.
Davanti al piccolo villaggio di Novopostolajovka, a poche decine di isbe, le divisioni Julia e Cuneense, 2 delle 3 unità del corpo d'armata d'Alpino in Russia, giunsero durante il ripiegamento dalle posizioni tenute sul Don dopo che l'Armata Rossa aveva sfondato il settore tenuto dalle truppe rumene e ungheresi. La terribile battaglia, che si protrasse ininterrottamente per quasi 30 ore, iniziò a mezzogiorno del giorno 19, quando l'8° reggimento della Julia si trovò sbarrata la strada da forze sovietiche asserragliate nella piccola località, su una dorsale che separa la valle del fiume Rossosh da quella dell'Olikovatka. Gli alpini cercavano di aprirsi un varco per uscire dall'accerchiamento e si lanciarono subito in attacchi ripetuti. Prima il battaglione Gemona, appoggiato dall'artiglieria del Conegliano, e poi il Tolmezzo e il Cividale. Ma i russi erano troppi, ben armati e soprattutto appoggiati dai carri armati T-34, contro i quali praticamente nulla potevano le armi degli italiani. Nella notte la Julia fu raggiunta dal 1° reggimento della Cuneense e prima dell'alba venne lanciato un nuovo attacco col battaglione Ceva, che però venne respinto dai tank russi. Giunsero in linea anche gli altri battaglioni della Cuneense e i comandanti delle divisioni, Emilio Battisti e Umberto Ricagno, decisero di attaccare in massa. Era l'unica speranza di sfondare le linee sovietiche. Gli attacchi disperati e valorosi degli alpini continuarono per tutta la giornata, ma si infransero tragicamente contro i cannoni e le mitragliatrici di Novopostolajovka e le incursioni di T-34. Caddero eroicamente il comandante del battaglione Mondovì, maggiore Mario Trovato, e quello del Ceva, tenente colonnello Giuseppe Avenanti, oltre a decine di ufficiali e migliaia di alpini. Nello scontro i battaglioni alpini Saluzzo, Ceva, Borgo San Dalmazzo, Dronero e Mondovì vennero di fatto annientati. Nonostante tutto, molti alpini non si arresero, come il maggiore Carlo Boniperti del Saluzzo, che con gli ultimi 150 uomini cercò inutilmente di forzare il passaggio, o come il comandante del Mondovì, Lino Ponzinibio, medaglia d'oro al valor militare, che pur ferito rifiutò la resa e con quel che restava della sua unità resistette ancora 2 ore coi suoi alpini, inchiodati nella neve da artiglierie e mortai. Avere qualcosa da dire? Magari sì, ma poi saperlo scrivere e a questi chiari di luna pandemica e vaccinale, giustificatissimi quelli che non l'hanno fatto, del pari apprezzatissimi quelli che hanno pensato, immaginato, scritto. Si rivolge così ai presenti alla cerimonia di premiazione del concorso nazionale Parole attorno al fuoco il presidente di giuria Giovanni Lugaresi. Il periodo di pandemia è pesato negativamente sui numeri degli elaborati, 44 rispetto ai 53 dello scorso anno, ma positivamente sulla qualità, con testi ancor più di primo ordine, giunti non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Quando c'è stata l'immigrazione l'alpino è andato in tutto il mondo e quindi tanto di cappello a tutti quelli che scrivono. Negli anni scorsi sono arrivati tanti racconti anche dall'estero e quindi questo ci dà anche un po' di più coraggio per andare avanti. Ad aggiudicarsi la 27ª edizione del premio la trevigiana Danila Barel con Tutte le stelle del creato, un delicato racconto di un intimo mondo familiare fra stelle alpine e stelle cadenti. Inizialmente mi ha ispirato la storia delle raccoglitrici di stelle alpine. È partito da lì, da un articolo che avevo letto sul Quindicinale e la storia volevo incentrarla su quello, poi in realtà pensando mi è venuta quest'altra storia di questa bambina cieca e poi sì, la storia si è evoluta in quel senso, insomma, però lo spunto sono state le stelle alpine, la storia di queste donne che raccoglievano le stelle alpine, insomma. Secondo posto per Carlo Monteleone di Reggio Calabria con Il mio tenente, terzo per Katia Tormen di Belluno con Leggero, 2 anche i premi speciali assegnati dalla giuria a fronte di valutazioni profonde e ponderate. Noi siamo molto fortunati e molto grati alla presenza di Giovanni Lugaresi, che è un uomo di grande modestia e di grandi capacità e visioni culturali davvero significative. Sotto la sua ferma regia, il suo fermo coordinamento si riescono a leggere questi racconti e a interpretarli secondo degli occhi che certo sono la nostra sensibilità, ma anche una visione alpina, una visione di coralità.
I racconti dei primi 3 classificati, i 2 dei premi speciali e i 7 segnalati sono stati raccolti come sempre in una pubblicazione, mentre i presenti alla serata hanno potuto ascoltarne alcuni spezzoni dalla voce di lettori professionisti. Anche il suo desiderio si era realizzato, grazie alle stelle. Sono ormai 27 anni che la sezione ANA di Treviso ed il gruppo Arcade organizza il concorso nazionale Parole attorno al fuoco. La montagna, le sue storie, le sue genti, i suoi soldati, i suoi problemi di ieri e di oggi, il tema principale che da un paio d'anni ha riscosso anche l'attenzione del mondo della scuola. Abbiamo iniziato questa collaborazione con gli alpini portando questo concorso anche nelle scuole. Proprio per avvicinare i ragazzi alla scrittura, soprattutto in questo momento di difficoltà, perché per i ragazzi non è facile fare scuola in questa maniera. E credo che questo possa essere un incentivo anche per loro, per fermarsi, per riflettere, per poter vedere dentro se stessi e intorno a loro cosa c'è in questo momento. Calato il sipario sulla 27esima edizione di Parole attorno al fuoco, già si pensa alla prossima e ancora una volta ad aprirne la partecipazione ai più giovani. Già il fondatore del premio letterario Parole attorno al fuoco lanciò a suo tempo questa idea di promuoverlo anche nelle scuole. Poi è maturata nel tempo e già da 2 anni fa abbiamo aperto appunto le scuole medie superiori della provincia di Treviso attraverso il MIUR. Abbiamo visto anche oggi la presenza della dottoressa Pastro ed è un bel feeling fra alpini e scuole, anche perché questo ci permette di trasmettere i nostri valori, i nostri ideali appunto alle generazioni future.